Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus. Oggi è il 5 giugno, si parte subito dal mattino di Padova. Naturalmente andiamo a vedere le notizie di Padova. Bici, vola la produzione, più di 30% in un solo anno. Importante, Padova è la prima provincia veneta e la terza in Italia per il numero di imprese attive nel settore di artigianato. Ora però occorre sviluppare il cicloturismo nel territorio. A lato vediamo medici di base, la formazione ancora ferma perché manca il bando. E poi c'è questo singolare incidente: masso piomba sull'auto di una famiglia di Abano, illesi sulla Gordina. Che botto, ma siamo vivi. Sono incidenti che capitano di frequente e sono pericolosissimi. Altre notizie che vediamo sparse sul giornale di Padova, parla il primario direttore: persone obese, 3.000 casi all'anno in azienda, e questo è anche un problema per la produzione e per la produttività, insomma per come la gente lavora e lavora male. Padovani, tornate a vivere il vostro caffè Pedrocchi, perché il caffè Pedrocchi è un po' scarico, diciamo, ultimamente. Altre due spaccate a est, i ladri sorpresi in azione. Un'occhiata la diamo al Gazzettino di oggi. Cortina 2026, ecco tutte le opere e i costi dei giochi. Venezia, sciopero in aeroporto, un centinaio di voli annullati. C'è chi è riuscito a partire lo stesso, io non so qualcosa. PNRR, governo verso la fiducia. Oggi l'accelerazione sui controlli della Corte dei Conti, migranti asse con la Germania, missione Tunisi. Valle Grassobo venduta per 13 milioni, la tenuta passa dai monti all'industriale Emiliano Vacchi. E poi avanti Giustina Destro, io, sette sorelle e quelle volte da prima donna. Corriere della Sera, perché sapete che il Corriere del Veneto il lunedì non esce. Andiamo a vedere due titoli veloci. PNRR, la trattativa su una clausola per salvare i fondi, l'ipotesi di dirottarli sull'efficienza energetica. Tajani, la Commissione UE non si schieri. Incursioni, prigionieri, battaglia a Belgorod, ma di guerra ne sentiamo parlare tantissimo. Alessandro faceva paura, disse Giulia dormi da me, il famoso femminicidio, se ne parla da parecchi giorni sui giornali, verbali della 23enne fidanzata con il killer. Un'occhiatina alla pagina di Notizie Plus, fermati sul bus senza biglietto. Larissa, il Cycling Forum, i greci insegnano all'Europa l'educazione in bicicletta. Altre notizie di circostanza le trovate naturalmente sul nostro portale. È tutto per oggi.